Qui tutte le sere abbiamo la presenza di topi. Topi a tutte le ore del giorno e della notte. A Marocco di Mogliano, forse per trovare una soluzione, si dovrebbe ricorrere al pifferaio magico, come nella fiaba, perché nel quartiere, stando a quanto dicono i residenti, i ratti sono dappertutto, esattamente come nella città di Hamelin, che era invasa dai ratti che rubavano in continuazione il cibo dai negozi, burlandosi con la gente di passaggio. Anche qui nel quartiere di Mogliano, sorci di tutte le dimensioni entrano nei giardini delle case. Gli abitanti non ce la fanno più e protestano. Io abito qui da 11 anni, inizio a notare la presenza di topi sempre più consistente, ma ho messo delle trappole e ho trovato un topo morto, appunto come dicevo un paio di mesi fa. L'altro giorno un altro topo, in questo caso però il topo è vivo. Li incontro anche molto spesso andando a spasso di sera con i miei cani e purtroppo ogni volta faccio un avvistamento. Qui non viene fatto alcun sistema di deratizzazione. Abbiamo notato la presenza di una sola scatola all'inizio con l'incrocio di via Marignana. Vorremmo che la deratizzazione fosse efficace perché in questo momento non c'è. La deratizzazione è appena iniziata e ora l'amministrazione comunale, dopo la segnalazione, ha deciso di mettere alcune esche. Speriamo solo possano bastare.